L'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno, a voi la linea. Buongiorno Sveva, amici miei ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è il garage dell'Alfista, noi siamo Antonino Danna e Alex Cereda e questa è la puntata di oggi, sabato santo, 19 di aprile 2025. Alex, banditi, chi sono questi banditi? Buongiorno. Ben trovato. Allora, grazie. Non parleremo ovviamente di Robin Hood, di Musolino, Messina, Lutring, Salvatore Giuliano. Tra l'altro Lutring l'ho indirettamente conosciuto, era un bravissimo artista, si è poi svelato un bravo artista, aveva cambiato completamente strada. Questi sono signori in confronto ai banditi di cui vi parlerò brevemente oggi, che in realtà non sono banditi. Volevo utilizzare un nome un po' più forte, più veritiero, dovrei chiamarli cialtroni, ladri, però giustamente anche il nemico va rispettato, soprattutto quando non ha una replica diretta. Parleremo di certi personaggi. Allora, perché Alex questa mattina così ha voluto fare questa trasmissione in comune decisione, ovviamente con il responsabile della trasmissione, Antonino Danna, parlando di banditi. Allora, io ho ricevuto, ogni tanto ricevo delle mail o delle telefonate di persone che mi chiedono consigli sul mondo Alfa Romeo per acquistare automezzi, eccetera. Certo. Io ho una modesta esperienza, quando posso cerco di aiutarli. Mi scrivono, poi ci siamo sentiti anche al telefono, ieri mi hanno riscritto nuovamente, padre e figlio vogliono rimanere anonimi perché scrivono anche sui forum, eccetera. Vabbè, io rispetto il loro anonimato, li chiamerò Mario 1, Mario 2 o Pippo. Franco terzo, Franco secondo e Franco terzo. Ecco, Franco. Comunque rispetto la loro... Certo. Ci eravamo già sentiti, so che sono nostri radioascoltatori, quindi io li saluto. Il figlio corre nei kart da anni, avendo già una certa età, ha superato i 22, vorrebbe passare a correre con le auto storiche. Io ho corso, non posso definire un pilota vero e proprio, se non un pilota della Domenica Dispari, del divertimento puro, quindi non mi sono mai cimentato in maniera professionale, però l'ambiente lo conosco molto bene, perché l'ho frequentato per anni, fin da piccolino, conosco molti personaggi, ho fatto tanti acquisti, alcune vendite, quindi conosco il mercato come gira. Io non voglio scoraggiare queste persone, però è giusto che io dica la mia, sia per esperienza personale, anche in diretta, quindi ovviamente non farò nomi, anche se mi piacerebbe tantissimo. Ma chissà, un giorno devo risentire il mio legale. Devo aprire gli occhi su quello che è questo mondo. Premetto che sto parlando di un gruppo di persone, di una percentuale di operatori del settore, legali e illegali, perché molti di loro non hanno partita IVA, vanno tranquillamente, hanno il loro lavoro statale, vanno anche tranquillamente in giro, c'è chi invece ce l'ha e comunque si comporta male lo stesso. Ma parliamo di una percentuale di personaggi disonesti. Salviamo la parte onesta, che è una minoranza, ma è una minoranza sana. Quindi ci tengo a dividere le cose, perché è giusto che sia così. A tutela di chi onestamente fa il suo lavoro, noi abbiamo diversi amici, Antonino, che fanno il loro mestiere di riparatori o preparatori, eccetera, in maniera molto professionale. Poi c'è quello che invece si avventura e quello che quando può piazza una sua truffa. Quindi loro vorrebbero arrestare un Alfa Romeo. Con l'esperienza di oggi non lo farei più, perché il mondo con cui sono cresciuto
fin da piccolo, se il mio amico Fabio probabilmente è in radioascolto, noi all'età di 8-9 anni andavamo nelle gare con un taccuino per farci fare gli autografi, perché per noi Certo. anche i piloti delle salite erano dei campioni, ma perché lo erano, perché correre a loro con quelle macchine, in quelle strade, era da eroi. E quando potevo, io poi ho 8, 10, 9 anni, mi feci regalare una macchina fotografica, andavo a fotografare questi miei miti. Quindi fin da piccolo ho seguito le corse, ho conosciuto tanti piloti, qualcuno mi faceva entrare nella sua auto. Per me il sedile era abbastanza largo perché ero piccino. Beh, certo. Quindi sono ambienti molto particolari. Far da oggi un'auto, poi trovi anche la persona per bene. Io ho trovato anche la persona per bene, meno male, ma trovi tanti lestofanti, ladri e cialtroni. Quando voi andate a preparare una macchina, che sia un carrozziere, sia un meccanico, sia un preparatore, una sparuta minoranza pensa di guadagnarsi il lavoro. Cioè, oggi dimostro la mia capacità, devo essere pagato, è anche giusto. Ho una qualifica specializzata e deve essere all'altezza del lavoro che sto facendo. La maggior parte di questi cialtroni, invece, cosa fa? Pensa che adesso con i soldi che vi voglio tirare fuori, che non è soldi in cambio di lavoro, sono soldi in più in cambio di niente, o che prelevano dalla vostra auto e voi troverete nell'auto di un altro. Attenzione, state molto attenti, perché il vostro motore un giorno potrebbe essere dall'altra parte. Oppure possiate comprare un motore, un ricambio, un differenziale, pattuito al momento di vederlo, spedito, ve ne arriva un altro. Voi avete già pagato, queste persone ovviamente non hanno scrupoli, hanno tutte una cosa in comune, hanno la madre in comune che è di origini greche, lo sappiamo tutti, si chiama Elena, hanno la stessa madre. Sì. Quella di quella famosa guerra durata 10 anni. Del genere. Quindi in un ambiente così, io devo, purtroppo la trasmissione è breve, devo cercare di sintetizzare il più possibile. È una giungla, che non è una giungla di appassionati come era fino a 20 anni fa, in cui ancora la passione predominava e si capiva subito con chi aveva a che fare, ti aiutavano, ti indirizzavano. Oggi tra ladri si aiutano. Un ladro ti consiglia un altro ladro che prende la percentuale da te su una cosa che gli ha venduto. Ma non che ti vende la roba buona. Piazziamo questo motore fuso a Tizio. Tu dammi una mano, io ti do X cifra. Me ne accorsi una volta che non scendeva di prezzo. Tanto per gradire. Era una cifra dispari, strana. Avanzavano 250 euro. Non capivo perché lui neanche 50 euro. Io di solito pago per quello che compro, però mi sospettavo. Pressa, perché a sapere che lui dava 250 euro alla persona che non aveva fatto niente. Mi aveva indirizzato, lui ha chiamato, dice guarda ti manderò una persona, mi dai 250 euro o gli dico di non venire da te? Non per piazzarmi una cosa positiva, un motore buono, ma per piazzarmi una cosa che non andava. Quindi io ho una collezione di motori, un altro po', posso fare il museo Alfa Romeo, lo dicevo a Ombretta, dico facciamo il museo Alfa Romeo. Ho motori buoni preparati, ecco, ho 2 motori preparati da Santino Balduzzi che non utilizzerò adesso per le corse perché vanno revisionati e non le do in mano al primo che mi capita, al primo farabutti. Perché questi farabutti cosa hanno fatto in passato? Sono andati dai veri preparatori, si sono fatti dare un po' di dritte, hanno aperto illegalmente l'attività e ovviamente cosa fanno? Sfruttano, non è che dicono Tizio mi ha dato queste dritte, quell'altro, raccontano favole dicendo che quella particolare preparazione, quella modifica l'hanno inventata loro, cercando di prendersi i clienti. Potrebbe anche essere. Le gare non c'è problema. Il problema è che questi farabutti non ti danno una professionalità, non ti danno un motore sano, non ti danno una preparazione, non ti danno un pezzo esatto. Cercano il pollo, cioè cercano quella persona a cui, anziché buttare quel pezzo di ferro o in garage o nei rifiuti speciali o comunque ripararlo, cercano a chi vendono, a chi truffarlo. Quindi, se ha una figlia da sposare, state tranquilli, perché poi i costi aumenteranno a dismisura, che una parte della casa della figlia gliela state pagando voi. Se ha il figlio all'università, quello non pensa
perché ho sentito con le mie orecchie dei commenti paurosi di gente che arrivava e questi commentavano prima che il cliente aprisse bocca. Se il cliente all'università non è che dice sì, lavoro così posso mantenerlo, per qualche mese mi paga la retta all'università con tutte le spese. Chi si avvicina a questo sport, a questa passione in questo modo, non è un appassionato, non è neanche un bravo preparatore, meccanico, carrozziere, chiunque sia. È una persona che lucra sapendo di truffare e di lucrare, cioè sa prima la somma che vi deve tirare. Una volta in una conversazione mi trovavo da un meccanico, mi ci portò un amico, arrivano due persone con un macchinone. Si aspettavano perché dovevano fare un preventivo per un'auto. Questo ha scerinato una serie di debiti che aveva e che gliel'avrebbe fatti pagare a questi, senza sapere cosa dovevano fare, che motore dovevano preparare, se era un motore, se era una riparazione, se era un'informazione. Quindi non è più un discorso fatto da appassionati, è un discorso fatto da ladri, da farabutti, che è il termine più idoneo. Io mi scuso con i nostri No, hai fatto bene, guarda. Con la redazione, ne avevamo già parlato prima, Antonino, io Pure. cercherò di avere termini più educati, però voglio far capire a questi amici che, tra l'altro qua mi manda una lista di successi, insomma, di cose che ha fatto il ragazzo in carta, molto bravo, siccome li vedo molto ingenui, come io lo ero e lo sono per certi versi, di stare molto attenti. Perché quando parti con l'idea di farla da zero, tu hai a che fare con più di una persona, con 10 persone, perché poi ti mancherà sempre il ricambio, devi andare da qualcuno. Io li vedo ai raduni, no? C'è l'appassionato è quello che ogni raduno ha un'Alfa Romeo diversa che deve vendere. Sì, grande classico. Grande classico. Peraltro prima te la schifa perché magari la chiama al Fiat, poi si presenta con l'Alfa di quel periodo. No, ma questa è una chicchia, una vera Alfa Romeo. Quella... È centrato perché uno di questi aveva prima le auto Alfa classiche. Sì. C'è un ristorante, abbiamo chiacchierato di queste cose, no, poi dopo questo anno, dopo la 75 non comprerei niente. Oggi, siccome manca la roba, ha una 33 e quindi la 33 quello che è successo dopo la 164 sono macchine che sono macchine eccezionali, certo che lo però sono. si rinnegano in base a ciò che hanno. Se oggi hanno pasta asciutta, la pasta asciutta è la cosa migliore che possono darti. Se oggi hanno i cannelloni, diranno che i cannelloni è la pietanza più buona che ci sia. Quindi diffidate da chi cambia idea. Chiedete informazioni a persone serie, non a compari. Io qui lo dico e se qualcuno ha qualcosa da ridirmi, io sto qui, o io, il mio legale, stiamo a disposizione. Non ho mai preso un centesimo, neanche da chi me l'ha offerto prima di dirmi qualcosa, che mi dice se tu mi porti un cliente, Alex, ti regalo questo, faccio quell'altro. Io lo escludo anche nel mio lavoro. Se tu vuoi aiutare qualcuno con la passione, ci metti il cuore e basta, lo aiuti. Poi, allora io commerciale che noi siamo soci o che dobbiamo vendere del materiale posso anche concepirlo, ma ripeto, io non ho fatto lo stesso. Dove c'è la passione e sai che ci sono i sacrifici, Antonino, preparare una macchina è un bagno di sangue, non finisci mai, perché poi sei incatenato a tante persone. Uno ti truffa un motore, non è speso 4-5 mila euro, 3 mila, deve andare a comprare un altro. Bello che sta gente, specialmente truffatori di motori, anche molto conosciuti, che parlano. Io dico, alle 3 di notte tu mi mandi i TikTok, eccetera, a qualunque orario dei motori che fai, tu non stai lavorando. Esatto. Tu ti Stai facendo l'influencer. Se tu lavori, basta, tu dedichi il tuo tempo lì, stai facendo l'influencer. Motori a destra, motori a sinistra, poi vai in quelle officine e sono depositi di rottami, perché la lavorazione ne fa fare fuori. Certo. Poi hai il coraggio di vendere una cosa che non è quella e di spedirne un'altra. Esatto. Delinquenti. Se non fosse perché io ho non ho un istinto alla violenza, l'avrei risolto in un altro modo, perché questa gente va punita, va severamente punita. La mia trasmissione è una goccia in mezzo al mare. Però se posso salvare qualcuno da questi lestofanti, lo faccio volentieri. Quindi, scusami, sì. dico No. questi amici consiglio,
Sì, non voglio frenare la passione di un ragazzo che corre, bravo il papà, ha qualcosa da parte, lo investe, perché mi ha scritto una lettera molto bella. E poi ci siamo sentiti telefonicamente, mi ha raccontato un po' di varie vicissitudini e vuole aiutare il figlio in questo modo. Non ha voluto fare la scuola, però quello che avrebbe investito in scuola lo vuole investire in un'auto. Allora, Andate avanti, ma con molta attenzione perché è un campo minato. esatto. Tra l'altro, noi riprenderemo questo discorso tra 7 giorni, però vorrei aggiungere 2 piccole chiose a quello che ha detto Alex. Primo, noi questo programma lo facciamo per passione, non ci danno soldi, poi ogni tanto il tempo è tiranno, come in questo caso, ma lo facciamo proprio perché è la passione. Se no io il sabato mattina dormirei volentieri e Alex pure. Per cui a noi non viene in tasca un bel nulla di quello che vi raccontiamo. La seconda cosa è questa: portatevi sempre un meccanico di fiducia, perché io 2 mesi fa sono stato dai nostri amici del garage Gasparri a Legnano, via San Bernardino al 111, li saluto, Alfio e Tullio Biaggi, e li ho trovati con gli occhi di fuori. C'era una Giulietta degli anni 50 che però doveva aver avuto un incidente brutto all'avantreno e quindi l'avevano rabberciata. Da fuori pareva una Giulietta normalissima, Spider tra l'altro, quindi che auto stupenda. Sotto però il tirante sinistro era stato tagliato e gli avevano messo altri 10 centimetri di tirante in più. Perché? Perché il telaio si era slabbrato e l'avevano rimontato male. Di conseguenza la carreggiata anteriore era andata a donnine allegre. Questo però significa che se qualche saldatura è fatta male, alla prima curva voi vi andate ad ammazzare. Per cui non fate fesserie che ci rischiate la vita. Buona Pasqua, noi chiudiamo qua perché sono le 10. Io voglio ringraziare il nostro Alex. Grazie. Auguri a tutti voi, mi raccomando, fate dei bei giri con le vostre Alfa Romeo, che sia un tempo di pace, e il 26 saremo di nuovo qua a raccontarvi altri episodi di banditismo. Grazie a tutti e auguri. Buona Pasqua. Avete ascoltato il garage dell'Alfista.